Amici di Sportissimi, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti al Vito Di Marco di Cammarata. Questa è Camarat San Giorgio Piana, gara valida per la semifinale playoff promozione del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Di Suola controlla su Sannasardo e poi su Neri, poi il pallone verso Pierce, ancora Pierce. Pensa il tiro, Pierce calcia, pallone fuori di pochissimo, prima occasione all'11° minuto, tra i piedi di Nacho Pierce. Finta l'intervento e trae in inganno Guadalupo, Diakate, Sannasardo a cercare Passero, pallone messo al centro da Secan, pallone per Fefe Amaya, pallone fuori di un soffio, touche di Guadalupo. Pallone a cercare Pierce che di testa interviene e poi c'è la rete di Capitan Baio, ma c'è fuori gioco. Dolenti la fa sua, calcia subito in avanti a cercare uno tra Pierce e Pisciotta, Moulet salta di testa, Pierce di petto nuovamente da Pisciotta, Moulet va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, tunnel di Pisciotta su Candela, di Romana, pallone messo da Pierce che interviene di testa e c'è il gol, Nacho Pierce, 1-0 Camarat, vantaggio del Camarat al 35° minuto, neanche a dirlo, insolito, Nacho Pierce, 1-0. Tanti giocatori del Camarat dentro, ci fa vedere Osvaldo, Pane andrà al centro da Pierce, pallone fuori di poco, sfiora la doppietta Nacho Pierce, sfiora il raddoppio il Camarat al 43°. Pallone messo subito da Diakate che calcia, pallone che fa tutta la linea di porta e non entra, ma brivido, battuto subito da Amaya questo angolo. Diakate per poco non trova il pari, anzi gioca subito Lamin perché il pallone non era uscito. Allora Sannasardo calcia in avanti a cercare Secan che col petto va da Sannasardo, nuovamente da Secan, Baio, pallone per Amaya che calcia, palo con il tocco di Dolenti, doppia occasione per il Piana, riesce a farla sua e pallone che arriva in tutta tranquillità Osvaldo che può salire, scambia con Pisciotta, il controllo non è dei migliori, Pisciotta pensa al sinistro, calcia, parata di Lamin e traversa, si salva il San Giorgio con intervento di Lamin. Amaya di petto da Secan rovesciata, per poco non trova la porta Secan, pallone verso Diakate che va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, può ripartire nel Camarat con Osvaldo che prova a far partire Pisciotta che mette giù, Pisciotta calcia, Lamin in due tempi, pallone messo al centro verso Giannone, pallone per Martinez che la cicca, Dolenti si salva, pallone in direzione Secan, allontana di Romana, non ci pensa su due volte, però sbaglia il passaggio in direzione Pierce. Allora Giannone può calciare, gol di Giannone che pareggia al 68° con una conclusione dalla distanza che inganna Dolenti ed è 1-1 ed è gol favoloso di Giannone. Intervento allora Barbara che gioca verso Martinez può mettere giù, può calciare Martinez, pallone che termina sul fondo. E allora Pisciotta che prova a far partire Pierce, rimbalzo, controllo di petto, poi rientra, sfida Gaglio, vede arrivare Pisciotta, Marchica prova la sovrapposizione, allora Pisciotta, pallone nuovamente a Pierce dopo la deviazione di Gaglio, Pierce la mette al centro da Guadalupo che può calciare, gol, Osvaldo, scusate, Guadalupo trova il gol delle 2-1, pallone con spizzata, attenzione qua Pisciotta che ha la possibilità di andare in avanti, Pane colpo di tacco, pallone per Cuffaro, c'è Marchica tutto solo, Marchica a tu per tu con Lamin, tocca Moulet, recupera ancora qualche istante, non c'è più tempo, il Camarat è in finale playoff, batte 2-1 il San Giorgio Piana e allora
il Camarat potrà proseguire nel proprio sogno promozione.